Signori, è notizia di queste ore, di questi minuti, diciamo così, perché oggi ero a casa e già detto, faccio subito video, almeno così non perdo. Allora, è notizia di questi minuti che le gare di sabato, solo ed esclusivamente di sabato, verranno rinviate. Non si sa a quando, forse a domenica, non si sa quando, ma io la vedo difficile che domenica si possa recuperare un Inter Roma. E perché vi dico questo? Perché naturalmente l'Inter giocherà in UEFA Champions League e dovrà andare a Barcellona. Quindi domenica secondo me non verrà recuperata nessuna partita. Questo significa falsare un campionato. Perché ti dico falsare un campionato? Non me ne vogliono i tifosi interisti, ci mancherebbe. Io dico falsare un campionato perché tu così facendo vai a falsificare sia la zona retrocessione, che attualmente è molto piena, diciamo così, e la zona scudetto, visto tanto lo scudetto se lo stanno giocando sia i Napoli e sia Inter. Perché io ti dico questo? Perché il Napoli, vincendo con il Torino, ha il più 3 con l'asterisco. Cosa succede ora? Che l'Inter è obbligata a vincere per forza. Quindi tu mi stai obbligando a fare, visto domani ritornerà la Serie a far fare il doppio del lavoro ai giocatori dell'Inter o quelli che stanno giocando nella zona retrocessione. Va bene? Perché? Perché naturalmente sanno già il risultato dell'altra squadra e sappiamo tutti come finì quel Bologna-Inter con l'autogol di Radu, scusatemi. Lo sappiamo tutti che quella partita poi valse lo scudetto al Milan. Ah, boh. Io non vorrei che poi nel caso ci fosse questo recupero più in là a 10 giorni di distanza, per farvi capire, ah, boh, che l'Inter contro la Roma vada a perdere a Milano. Può darsi pure che vince, io non sto dicendo questo, oppure pareggia a Milano, sapendo che il Napoli è già più 3, cioè a livello psicologico questo ti ammazza, quell'asterisco in questa fase del campionato, è assurdo. Il ministro ha detto sono 5 giorni di lutto nazionale, ma lutto nazionale per chi? Per chi? Guarda, io è questo che non riesco a concepire. Per chi? Bastava fare il minuto di silenzio, basta, non è che dovete fare lutto nazionale. Chi già non faticano dentro i comuni, no? Già non lavorano a livello dei comuni, le istituzioni, già non faticate. Poi vi prendete pure questi altri 5 giorni, vabbè. Poi siamo vicini al primo, quindi ci mettiamo una bella malattia, ma fa pure contro primo e siamo tutti felici e contenti. Il lutto nazionale per chi? Per chi lavora nella politica, per chi lavora per i comuni, cioè per chi? Per chi? Cioè, vedete, siete ridicoli, siete altamente ridicoli. In tutto il mondo si gioca, ci sono manifestazioni sportive in tutto il mondo. Ma noi sai, saremo in Italia, il Vaticano è in Italia. E allora chi da morto paga le tasse. Se in Italia pagami le tasse, perché non mi paga le tasse? Chi me li rimborsa? I ragazzi, qui ieri è arrivato un commento di un tifoso della Fiorentina che doveva andare a Cagliari. Era già arrivato a Cagliari e è dovuto tornare indietro. Vabbè, c'è gente ieri che si è fatta 1000 chilometri fra Serie A e Serie B, per farvi capire i distacchi. Tifoso della Serie B, fatto 1000 chilometri, ha speso i soldi, quei soldi non li rivedrà mai più indietro. Capace quello se si è fatto un mese di lavoro intenso, poi mi vado a rilassare, ma la mia partita, la mia squadra del cuore. È arrivato là, sono dovuti ritornare indietro. Addirittura si sono opposti diversi club di Serie A, fra tutti la Lazio di Lotito, che ha detto è ridicolo rinviare il campionato in questo punto proprio della stagione, è incredibile rinviare, è impossibile, perché ora sono da recuperare tantissimi impegni e vi ribadisco, può andare o a favore dell'Inter o a favore del Napoli o a favore di quelle che stanno retrocedendo o quelle che non vogliono retrocedere. Cioè è tutto assurdo, perché poi venerdì si gioca, domenica si gioca, sabato no, a parte con funerale fanno i 10 mattina. Poi posso capire non farmi giocare la Lazio che giocherà in casa, visto che siamo a Roma ci sarà il mondo in questo momento, ne sono convinto,
ma ne sono veramente convinto, perché naturalmente, non è che è morto o cane, è morto Papa, me lo riconosco pure io che è morto Papa, e vi dico, io sono credente, ci credo, ma non credo nella Chiesa attuale, vabbè, perché la Chiesa dovrebbe aprire più ponti fra di noi, invece no, vabbè. Però, quello che vi voglio far capire io, non puoi fermare una nazione, e se chi si mette nato Papa, fra 2 anni moro Papa, che facciamo? Ci fermiamo una volta, cioè, lo vedete che non ha senso? Lo vedete che non ha senso? Cioè, la Serie B dovrà recuperare a maggio, cioè, ma a metà maggio le fanno recuperare le partite della Serie B. Ragazzi, ma siete normali? Ma state buoni che a capo? Ma voi veramente vi rendete così ridicoli? Per che cosa poi? Per che cosa io non riesco a concepire? Cioè, si bloccherà Roma, è normale che si bloccherà Roma, ferma la Lazio, non fa giocare la Lazio, a questo punto la fai recuperare in settimana, tanto non ce l'hanno gli impegni di Coppa. Vabbè, cioè che senso ha tutto questo? Io vi voglio bene e ribadisco, non ho nulla contro Papa Francesco, anzi, persona bravissima, io un altro Papa come lui penso non si rivedrà mai più, fu voitivo ai tempi. Poi abbiamo avuto Ratzinger, non sopportava proprio, lo schifava proprio, sono sincero, non mi pigliate collera, ma io non sopportavo proprio. Francesco e Voitivo, per me quelli sono i miei papi, punto, basta, chi l'altro resto non me ne fotte proprio, per farvi capire. Loro due l'hanno cambiata a chiesa, sia Voitivo e sia Papa Francesco, vabbè. Però quegli altri poi non me ne fotto. A me mi sono sempre piaciuti questi due, anzi io mi auguro ci sia un Papa nero, proprio per mandare a cagare tutto questo perbenismo. Volesse vedere i razzisti si stagliano Papa nero, che fanno? Sono molto curioso, io sarei curioso, vabbè. Stiamo parlando di calcio, non parliamo di cose, se no mi vengono a cadere in coppa e dici, no, tu non capisci un cazzo, senti, vabbè. A parte questo, cioè, che senso ha? Cioè, tu hai fatto fare i chilometri alla gente di Firenze, ma tu hai capito chi sto quanti anni spese per arrivare a Cagliari? Alberghi prenotati, traghetti e questo, eccetera, autostrade che costa un sacco di soldi l'autostrada ora attualmente, cioè, ragazzi, io ve l'ho detto, se volevi rinviare dovevi rinviare solo la Lazio, chi gioca nella regione Lazio, basta. Ma ragazzi, ma ieri è stata una cosa assurda, di una gravità assurda, lo sapete perché? Si fossero trovati tifosi di Serie A e Serie B sulle autostrade, conoscendo i gruppi organizzati, ci sarebbe stata una catastrofe, ma veramente delle catastrofi, perché se ci sono i tifosi organizzati e sanno che di là c'è quello, ecco, vedete, ora vogliono far giocare Roma, addirittura questa è un'ultima ora, vogliono far giocare Roma, Inter-Roma alle 12:30, ma la Lazio ma il mercoledì c'ha la Champions League, ce lo vedete che siete ridicoli, non avete concezione di quello che fate, ma vi rendete conto? Ma vi rendete... Cioè, ragazzi, ma non è normale una cosa del genere. Alle 12:30 me la sposti perché... Cioè, dai! Fatele giocare sabato alle 8:45, basta, tutte e tre le partite, 4 quante esse siano. Cioè, ragazzi, ma di che cazzo parliamo? Non c'è organizzazione in Italia, non c'è nulla, nulla. Detto questo, io voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Educati, ma raccomando, non vi mandate a fare in culo perché qualche volta è capitata. Poi volete sapere sta stu bot che scrivo ho preso 1.000 € e poi ho 200 commenti, cioè, vabbè. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, vediamo se entro questa sera arriveranno notizie su questa decisione della Lega Serie A. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, ciao.